Scherza Carlo Ancelotti in conferenza stampa sul mercato del Napoli. E le chiedo se ha incontrato anche lei l'agente di Pepe, adesso in ritiro, è arrivato da poco, da pochissimo. Sì, li ho incontrati perché erano al nostro albergo. Sì, ha avuto anche modo di parlarli. Salutati, come salutati tutti gli agenti che sono venuti Tanti, di Marro, perché ne sono venuti tanto la settimana scorsa, uno anche molto importante che si chiamava, mi sembra James Bond, per James Bond, sì. 007. Gli agenti ne arrivano perché la società è qui e quindi è normale che ci si incontri per, diciamo, valutare tutte le opzioni che si possono avere sul mercato. Le prime parole da giocatore della Roma di Jordan Veretout. La Roma est un grand club. Voilà, j'ai eu le coach au téléphone qui m'a parlé et son discours m'a beaucoup plu. Ho scelto la Roma perché è un grande club, inoltre ho parlato anche al telefono con il mister, il suo discorso e le sue parole mi sono piaciute molto, mi hanno convinto. La Roma è un gran club che quest'anno disputerà la UEFA Europa League, avevo davvero voglia di venire qui, in questa grande squadra che rappresenta per me un passo avanti nella mia carriera. Et je suis dans ma progression de ma carrière et voilà, aujourd'hui je suis très content d'être ici à la Roma. La Juve aspetta l'incontro tra Dybala e Sarri per capire quale sarà il futuro del calciatore. Per il Daily Mail, il Tottenham è pronto a far follie. Gli Spurs starebbero preparando un'offerta da ben 90 milioni di euro per strappare il talento argentino al club bianconero. Ci sarà però da battere la concorrenza di Manchester United e PSG, che sognano già di averlo a propria disposizione. Il quotidiano scrive che l'attaccante ha sofferto l'arrivo di Cristiano Ronaldo, che la Juventus è pronta ad ascoltare ogni tipo di offerta e che l'eventuale coppia con Harry Kane potrebbe diventare tra le più temibili al mondo. La Lazio, nonostante tanti rumors di mercato, non ha ancora ricevuto proposte ufficiali per Milinkovic-Savic, come ripetuto dal DS Iglitare nel ritiro di Auronzo. L'interesse del Manchester United, per esempio, c'è ed è forte. Operazione possibile ad una condizione: il trasferimento di Paul Pogba al Real Madrid. Dall'Inghilterra confermano contatti con i vertici della Lazio nelle ultime ore. Le cifre sono state ipotizzate. Sarebbe in arrivo un'offerta di 75 milioni più 15 di bonus per il cartellino del serbo. Un affare da 100 milioni comprese le commissioni riservate a Mattia Kessman, il suo agente. Esiste una deadline fissata dalla chiusura del mercato in Premier, datata 8 agosto. Mancano 2 settimane. In questo lasso di tempo Pogba dovrà prendere la strada del Real Madrid e il Manchester United bussare, attraverso proposte ufficiali sostenute da apposita documentazione, alla porta della Lazio, a meno che non dirottino su diversi obiettivi.